Non si tratta di un'infezione autoctona, quindi che sta circolando nel nostro territorio, ma si tratta di un'infezione che viene da qualcuno che rientra dall'India. La prima buona notizia fornita dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie in merito a padre e figlia indiani che erano tornati nel Bassanese dopo aver partecipato a un pellegrinaggio induista immergendosi nel Gange. Queste due persone sono state immediatamente identificate, messe in quarantena, anche perché appunto venivano da un paese extraeuropeo, quindi questo dice la legge, e non hanno trasmesso l'infezione al di fuori della loro famiglia. Forse c'è un altro familiare positivo, ma perché convivente. Variante dall'esterno è circoscritta dunque grazie anche alla veloce capacità di sequenziazione. In Veneto, come in tutta Italia, spiega Ricci, siamo partiti con i sequenziamenti da tempo e siamo uno dei paesi che sequenzia di più al mondo. Da inizio epidemia abbiamo depositato più di 20.000 sequenze, 2.000 in Veneto. Nel frattempo sono ancora in fase di valutazione e non sono confermati i 2 presunti casi veneziani di variante indiana. È stata trovata una mutazione sicura, ma le altre non sono state caratterizzate, si è in attesa dell'esito completo. Il link epidemiologico è comunque non europeo e sono altri casi di importazione da un paese estero. Anche in questa situazione tutte le misure di quarantena sono state prese. Ma quanto può essere pericolosa la variante indiana? Per ora le certezze sono poche. Dobbiamo ancora capire anche se è pericolosa come le precedenti. Quando parlo di precedenti intendo l'inglese, la brasiliana, la nigeriana e la sudafricana. Quindi l'ipotesi è che possa comportarsi per alcune caratteristiche, in particolare per la ridotta attività degli anticorpi, un po' come la variante brasiliana. Però questa cosa non è confermata, quindi potrebbe essere, diciamo, pericolosa come la variante inglese o la variante brasiliana, ma potrebbe anche non esserlo. L'unico dato evidente anche sulla lotta alle varianti viene dalle vaccinazioni. I vaccini nella pratica reale rispondono benissimo, cioè l'Inghilterra ce l'ha dimostrato, dove si vaccina rapidamente e una fetta importante della popolazione, l'epidemia diminuisce drasticamente, un po' a prescindere da quali sono le varianti in circolazione.